Presidente, colleghi, Governo, il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è il documento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione di bilancio. In buona sostanza è il momento in cui il popolo sovrano esercita tramite i rappresentanti eletti il controllo su come ha operato un governo. Va precisato però che oggetto d'esame è il rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2022, cioè in soldoni oggetto del rendiconto è la manovra finanziaria del 2022, cioè quella relativa prevalentemente al governo Draghi, e le misure finanziariamente autorizzate con la legge finanziaria del 2022. Una legge che confermava e prorogava le principali misure del governo Conti, e questo consente una verifica oggettiva, una parola di verità rispetto al ciarpame di falsità propagandato dal governo su fantomatici buchi di bilancio, disastri finanziari e via enumerando. Mi riferisco in particolare al reddito di cittadinanza e al superbonus, misura fatta oggetto di una vergognosa campagna di ingiusta criminalizzazione. Vengono in evidenza le risultanze, vediamo dov'è questo buco causato e questo disastro causato dal superbonus. Il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2022, ribadisco 2022, mostra un generale miglioramento di tutti i saldi della gestione di competenza, sia rispetto alle previsioni definitive. E questo non lo attesta Radio Movimento 5 Stelle, lo attesta la relatrice, l'onorevole Lucaselli, in sede appunto alla relazione che accompagna questa legge di approvazione del rendiconto. Nel dettaglio, semplificativamente, il saldo netto da finanziare, cioè la differenza fra entrate finali e spese finali, presenta un miglioramento pari a circa 72 miliardi. Le previsioni iniziali indicavano un valore di meno 201 miliardi, invece il valore indicato nel rendiconto è di 126,6 miliardi di euro. È facile la sottrazione, quindi c'è stato un miglioramento. Il risparmio pubblico si attesta nel 2022 a più 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi di euro rispetto al 2021, in cui era effettivamente meno 64 miliardi, quasi 65. Risultato dovuto a due fattori: una lieve riduzione delle spese, meno 12,3 miliardi, ma soprattutto all'aumento delle entrate correnti, più 78 miliardi di euro. In totale un miglioramento di 81,5 miliardi in confronto alle previsioni iniziali. Ora mi chiedo, ma il buco, il disastro causato dal superbonus dov'è? Ce lo volete fare vedere? Perché qua noi vediamo un netto miglioramento della situazione complessiva ed economica e finanziaria. Il superbonus semmai ha dimostrato una cosa che oggi ammettono tutti: se aumenta la crescita aumenta il PIL, aumentano le entrate dello Stato e diminuisce il rapporto debito-PIL, e dai documenti del rendiconto emerge che le entrate sono aumentate da IRES, imposta sui redditi delle società, per il 40%, un aumento legato all'aumento del numero delle imprese, visto il rilancio del settore edile, che ha visto la nascita di nuove imprese, ha visto l'affermazione di imprese che prima erano ferme e sull'orlo del fallimento, e l'emersione del nero e versamenti correlati, perché in virtù del superbonus tutto doveva essere documentato, se no non si aveva accesso ai finanziamenti. E entrate da IVA del 14, una maggiorazione del 14,8% e da IRPEF del 5,6%. Quindi è assodato che
una politica di investimenti espansiva aumenta e fa progredire finanziariamente l'Italia, certamente non crea buchi.